Sciopero della grande distribuzione in Veneto e nella Marca, una decina in provincia di Treviso, gli ipermercati presidiati in mattinata da sindacati e lavoratori per chiedere la sospirata regolamentazione della giungla di turni, aperture festive e retribuzioni. Ci sono varie questioni aperte sulle le aperture domenicali, il discorso della retribuzione. Sono certamente delle situazioni che vanno chiarite. 4 anni sono un po' tanti, insomma, per aspettare per un rinnovo contrattuale. Chiediamo più diritti per noi lavoratrici, soprattutto mamme, donne, che lavoriamo come fossimo non uomini ma animali. Dalla clientela voi percepite solidarietà oppure no? Guardi, sinceramente no. Slogan, volantinaggi, ma parcheggi pieni di clienti e adesione tra i lavoratori piuttosto bassa, col risultato che più di qualcuno dello sciopero neanche si è accorto oggi. Poca solidarietà tra i dipendenti, ma anche forti pressioni da parte dei datori di lavoro, denunciano dal sindacato. È una situazione, ripeto, molto anomala, è una situazione anche molto pericolosa, però noi siamo qui con i lavoratori per cercare di aiutarli. Contratto! È 4 anni che aspettiamo il contratto!